Profonda commozione e tristezza hanno accomunato ieri sera i partecipanti dell'affollatissima processione gremita di giovani al seguito del simulacro della Madonna della Catena a Villa Seta. Il lungo corteo si è stretto intorno al dolore delle famiglie e degli amici dei giovanissimi Cristian Russo e Giuseppe Pipero, vittime del tragico incidente stradale del 13 agosto scorso, investiti da un'auto lungo la strada statale 115 mentre viaggiavano a bordo di uno scooter. Il corteo, composto da ragazzi con le candele in mano, ha percorso le vie del popoloso quartiere recitando il rosario al seguito del parroco. Un'edizione, quella di quest'anno, trasformata in festa spirituale, senza festeggiamenti, spettacoli e fuochi d'artificio, ma ricca di momenti di preghiera e riflessione, nel ricordo delle due giovani vittime, occasione per risvegliare le coscienze dei giovani e meno giovani sul valore della vita e su come certi terribili eventi devono essere vissuti e partecipati dall'intera comunità, come deciso dal Consiglio pastorale della parrocchia Madonna della Catena, in accordo con il sindaco Marco Zambuto. Infatti gli appuntamenti in programma per questa edizione della festa, dal 2 al 9 settembre e previsti nell'ambito dell'Estate Agrigentina 2012, organizzata dal Comune di Agrigento, sono stati annullati dopo il tragico evento. E ieri sera momenti di grande cordoglio hanno pervaso gli animi del popoloso quartiere, nel ricordo delle due vittime, Cristian e Giuseppe.